Benedica a tutti. Il 15 di maggio passato si celebrava il 67° anniversario della promulgazione dello Statuto di autonomia della Regione Siciliana. Vediamo il servizio di Fonso Genchi. Il 15 di maggio del 1946 il re Umberto II, con regio decreto, promulgava lo Statuto di autonomia della Regione Siciliana. Di fatto, lo stesso giorno si istituì a così la nostra regione, l'unica che nasceva prima della stessa Repubblica Italiana. Lo Statuto di autonomia conchiudì una fase storica, quella del dopoguerra, assai complicata, durante la quale in Sicilia si addimannava l'indipendenza dell'Italia. Lo forte consenso popolare che aveva nel periodo il movimento per l'indipendenza della Sicilia e la presenza magari di un esercito clandestino di volontari che lottavano e in certi casi morivano per avere una Sicilia libera e sovrana, insieme alla debolezza dell'Italia, che nasceva sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, crearono le giuste condizioni per quella che pareva essere la definitiva soluzione alla questione siciliana, a cominciare dal 1816 con la fusione della Corona di Napoli con quella di Sicilia e la soppressione della Costituzione del 1812, e continuata e magari impiurata con la deludente annessione all'Italia. Ma lo Statuto di autonomia, nonostante il nel 1947, nasciuta la Repubblica Italiana, venisse di chista accettato e trasformato in legge costituzionale, resta sino a oggi attuato solo parzialmente, e i suoi articoli più importanti, che avessero potuto dare alla Sicilia e alla sua gente ricchezza e prosperità, dopo 67 anni non sono attuati per niente e la questione siciliana cerca ancora una soluzione. A volte succedono cose tanto stramme e assurde che viene difficile credere che sono vere, come questa storia, che però è tristamente vera. Una notizia che fa arrezzare le carni. Dalle giorni passati, da tutto il mondo, non si fece altro che parlare di quanto succediò lo passato 6 di maggio, no Ohio, negli Stati Uniti. Protagonisti di sta trista storia sono 3 femmine, Amanda, Georgina e Michelle, che scomparerono tra lo 2002 e lo 2004 a Cleveland e per 10 anni di iddi non si seppe più niente. Sino alla passata settimana, quando furono trovate tutte e 3 dalla casa di un ex autista di scolabus, Ariel Castro, lo mostro di sta storia. Lo 6 di dopo pranzo, mentre Ariel non era d'incia, della casa si sentivano voci e tentativi di sfondare la porta. Ad una resine fu un vicino che non esitò a giri verso la femmina per aiutarla. Solo più tardi, dopo l'arrivo della polizia, si capì che da d'incia c'erano 3 femmine e una piccerilla di 6 anni, tenuti chiusi per anni e anni casa usciano dalla casa che si trova in una zona manco tanto assai isolata. Le persone dello vicinato dicono che non avevano sospettato mai di niente, visto che lo moscio era magari solito organizzare feste e festini dalla sua casa, ma senza avere dato all'occhio. Ariel Castro è accusato di violenza e prigionia. Le femmine, infatti, venivano tenute d'incia alla cantina, attaccate con le catene e le corde che la polizia trovava. E fu magari denunziato per le violenze sessuali e per lo costringimento all'aborto forzato. Ed in esame dello DNA pare proprio che l'uomo è lo padre della piccerilla trovata d'incia alla casa, avuta con Amanda. Sa va a chiarire pure la posizione delle 2 frati dello moscio, che furono liberate dopo un primo arresto. Gli investigatori americani affermano che non si escludono altre tristi notizie da sta già sconvolgente storia. Qual è lo giusto stipendio per i parlamentari? Sentiamo l'opinione di Filippo Albamonte. Stasettimana lo leader dello Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, fece un appello allo presidente dello Consiglio Enrico Letta a dimannarci di dimezzare lo stipendio dei parlamentari. Non è la prima volta che Grillo parla di chi sta capendo è una necessità fondamentale e la maggioranza dei cittadini è d'accordo con questo. Vediamo però di fare qualche riflessione chiossai.
Nudo si addimanna come mai una cosa negativa come la riduzione dello stipendio e delle garanzie per i rappresentanti dei cittadini ha diventato così popolare e scanciata per una cosa buona. Da questi anni lo Stato amministrato di sta classe politica io sempre peggio. La corruzione ha aumentato e la crisi economica impoverì la maggioranza dei cristiani. Ecco allora che viene l'idea di fare pari magari ai politici i costi della crisi e dunque niente immunità parlamentari, niente vitalizi e forti riduzioni degli stipendi. Ha diventato una specie di vignetta che però ha resica di danneggiare proprio ai cittadini, mentre invece bastasse non votare più ai politici e ai partiti responsabili del disastro e arrestare a chi dica fecero reati. Invece no, si vogliono canciare le reoli che valgono per tutti, non solo per i politici vecchi e disonesti, ma magari per i nuovi. Tutto questo potesse portare a una cosa che sicuramente non è addesiata di nudo, e cioè che i parlamentari non possono fare lo suo travaglio. Per i parlamentari coscienziosi, infatti, lo stipendio non serve solo per fare campare allo deputato o allo senatore, perché questo bastasse uno stipendio normale. Ma nonostante chi ci sono altri fondi specifici, può servire magari per fare ulteriori consulti con gli esperti in capo alle materie delle leggi, commissionare altri ricerche sopra gli argomenti in discussione in Parlamento e magari pari ai collaboratori che fanno i travagli che un parlamentare solo non potesse mai fare. Fare le leggi per le nazioni non è un travaglio come le altri e sa bisogno non a poco di cose che costano piccioli. Con uno stipendio normale, i politici che ne consumarono questi anni potessero campare perfettamente, perché non fanno lo so dovere, mentre chi di nuovi che vogliono veramente canciare l'Italia arrestassero soli e con le picciole giuste per campare in maniera degna. Purtroppo però, questo tipo di rappresentanti non ne servisse quasi a niente. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo al prossimo venerdì. Salutiamo.